Un uomo è stato denunciato per aver appiccato l'incendio nel proprio appartamento in uno stabile di via Rossetti 15. Ieri sera l'intero palazzo è stato evacuato. E lotta fra la vita e la morte, l'anziana di 80 anni investita ieri mattina in Viale D'Annunzio. La donna è ricoverata nel reparto di terapia intensiva in prognosi riservata. 3 diportisti salvati dalla Guardia Costiera al largo di Duino, a rischio affondamento la barca a vela sulla quale erano imbarcati. L'allarme è lanciato ieri nel tardo pomeriggio. Puntare su manifattura e industria connesse al porto è l'appello di Massimo Marega, segretario provinciale CGIL, per rispondere alle crisi, trattenere i giovani e puntare sullo sviluppo. Estate sempre più torrida, con caldo afoso e temperature in aumento, secondo i dati dell'ARPA Osmer del Friuli Venezia Giulia. Buonasera telespettatori e ben ritrovati all'edizione serale del notiziario di Tele4. A fuoco ieri sera un appartamento di via Rossetti, sul posto i pompieri, Polizia locale e Polizia di Stato. Denunciato il proprietario dell'abitazione, ma le indagini proseguono. Il rogo sarebbe doloso. L'uomo è stato denunciato, però la sua posizione è ancora al vaglio. Vediamo allora il primo servizio. È stato rintracciato nella notte e interrogato dalla polizia l'uomo di nazionalità italiana che ieri sera avrebbe appiccato l'incendio nel proprio appartamento in una palazzina di via Rossetti al Civico 15. Il soggetto, un 45enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato. Momenti di terrore ieri sera dopo le 22:30, quando hanno cominciato a divampare le fiamme sprigionatesi dal secondo piano dello stabile. Sul posto sono intervenute 2 squadre dei vigili del fuoco con l'autoscala per spegnere il rogo. Per permettere le operazioni, tutti gli abitanti dello stabile sono stati fatti evacuare. Sul posto anche la polizia locale, che ha chiuso la strada. Secondo quanto appreso, come detto, sarebbe stato lo stesso proprietario dell'appartamento ad appiccare l'incendio. Poi l'uomo è fuggito dalla palazzina e poco dopo ha chiamato la polizia raccontando tutto. Sul posto sono arrivate le volanti della questura e gli agenti si sono messi alla ricerca del 45enne, rintracciato alcune ore dopo e interrogato. Il proprietario dell'appartamento incendiato ha raccontato la sua versione alla polizia, che lo ha denunciato. Le indagini però proseguono, ancora al vaglio la posizione del 45enne. Torniamo a parlare dell'incidente che è avvenuto ieri mattina alle 11 sulle strisce pedonali in Viale D'Annunzio, all'incirca all'altezza dell'incrocio con Piazza del Perugino, una zona nota peraltro per incidenti stradali anche nel recente passato. Lotta fra la vita e la morte, l'anziana di 80 anni investita ieri mattina, la donna è ricoverata ancora nel reparto di terapia intensiva, la prognosi rimane riservata. Il punto della situazione nel prossimo servizio. Rimane gravissima, in prognosi riservata, la donna di 80 anni che ieri mattina è stata investita sulle strisce pedonali in Viale D'Annunzio. Un impatto violentissimo con un motociclo. La donna è ricoverata nel reparto di terapia intensiva di Cattinara. Secondo quanto appreso avrebbe subito un brutto trauma cranico con emorragie cerebrali. Di fatto l'anziana lotta fra la vita e la morte. Ieri mattina alle 11 l'incidente. Uno scooter e una moto che percorrevano Viale D'Annunzio si erano scontrate e uno dei 2 mezzi era scivolato sull'asfalto, centrando la donna che stava attraversando la carreggiata. All'arrivo dell'automedica e dell'ambulanza la situazione era apparsa fin da subito molto grave. L'80enne era stata stabilizzata sul posto, intubata e portata d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Cattinara. Danni lievi per i 2 centauri che sono stati dimessi quasi subito. Sul luogo dell'incidente erano intervenuti anche i pompieri, poiché a causa dello scontro moto e scooter avevano sversato olio motore sull'asfalto. La ricostruzione delle esatte dinamiche dell'incidente è al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto anche per chiudere il tratto di strada interessato. Le indagini sono volte ad appurare eventuali responsabilità per quanto accaduto. Ci spostiamo in quel di Duino Aurisina, dove al largo della costa ieri sono stati soccorsi 3 diportisti che si trovavano in grave difficoltà appunto in mare al largo della costa. 3 diportisti la cui barcavela rischiava di fatto di affondare. Sono stati salvati dalla Guardia Costiera al largo di Duino. È successo ieri poco prima delle 18. Sono stati gli stessi diportisti a lanciare i soccorsi, poi le motovedette sono arrivate rapidamente. Sentiamo.
La barca a vela rischiava di affondare, ma i 3 diportisti sono stati salvati dalla Guardia Costiera al largo di Duino. Il fatto è successo nel tardo pomeriggio di ieri. La segnalazione di richiesta di soccorso è avvenuta poco prima delle 18 da parte degli stessi diportisti e immediatamente è stato dato avvio alle operazioni di soccorso, impiegando la motovedetta e il battello costiero. Le 2 unità della Guardia Costiera hanno raggiunto in tempi brevi l'imbarcazione che, ormai alla deriva, rischiava di infrangersi sui bassi fondali a causa delle correnti presenti in zona. Al fine di evitare il peggioramento della situazione, sono state subito avviate le operazioni di messa in sicurezza tramite i mezzi a disposizione della motovedetta, scortando nel frattempo l'imbarcazione verso il cantiere nautico più vicino per il successivo alaggio a terra. Le operazioni si sono concluse poco prima delle 19. Allora, con le prossime immagini mostriamo queste foto e raccogliamo anche l'appello dell'associazione triestina interessata. La notizia viene diramata da Trieste Prima, il gruppo Today, anche noi la rilanciamo. 2 auto si schiantano in autostrada e al volante di uno dei 2 mezzi c'è un driver dell'associazione animalista Zampa nel Cuore, sezione nord-est, con sede a Trieste. Dopo questo impatto dall'auto sono scappati 2 cani e 2 gatti di cui state vedendo le fotografie. È successo nel primo pomeriggio di oggi all'altezza del chilometro 440 dell'A4 al confine tra i comuni di San Stino di Livenza e Cessalto in direzione Milano. Si tratta del terzo incidente in autostrada nella giornata di oggi. A lanciare l'allarme subito dopo il sinistro è stata proprio l'associazione. Uno dei nostri driver, raccontano le volontarie, stava viaggiando in direzione Milano con a bordo dell'auto 6 cani e gatti. Lo schianto con un altro veicolo è stato violentissimo. Il nostro autista diretto a Milano è vivo per miracolo, scrive l'associazione. Nell'impatto le porte si sono aperte, 2 cani e 2 gatti sono fuggiti in preda al panico. Gli altri cani e gatti rimasti sono in sicurezza con i volontari, ma ora cerchiamo con urgenza persone in zona che abbiano a disposizione anche dei droni per rintracciare i 4 animali fuggiti. La zona vicina al luogo dell'incidente è molto vasta e circondata di campi, concludono dall'associazione. Abbiamo già provveduto ad avvisare il cinovigile del posto, le ricerche sono in corso, i cani sono muniti di tutta la regolare prassi sanitaria, hanno microchip bosniaco, il cane nero si chiama Uli, è un maschio castrato di taglia media, mentre l'altra cagnolina fuggita è una femmina, si chiama Lili ed è di taglia piccola, sterilizzata. Questo è l'appello che viene lanciato dall'associazione animalista Zampa nel Cuore, sezione nord-est, come ricordato poc'anzi, appunto con sede proprio a Trieste. Parliamo di lavoro, puntare su manifattura e industria connesse però alla logistica, al porto. È l'appello di Massimo Marega, segretario provinciale della CGIL, ospite nei nostri studi, per rispondere alle crisi, trattenere i giovani sul territorio e puntare allo sviluppo di settori considerati fondamentali per la città di Trieste. Sentiamo. Che Trieste ha un problema strutturale rispetto a un settore come quello della manifattura e industria che via via si sta depauperando e via via vediamo il rischio della sostituzione di attività che producono, che fanno sostanzialmente prodotto, con attività della logistica che hanno però quelle caratteristiche. Servono risposte alla crisi del settore manifatturiero industriale di Trieste, risposte in termini di occupazione, attrattività, non da ultimo di sviluppo. È l'appello lanciato dal segretario provinciale della CGIL, Massimo Marega, ospite nei nostri studi. L'analisi punta a evidenziare come Trieste non possa fare a meno di questo settore. Noi non abbiamo nulla contro la logistica, però sappiamo che la logistica, anche per voce ad esempio dello stesso Zeno D'Agostino, ha una caratteristica che impiega sostanzialmente poco personale. Cioè il valore aggiunto della manifattura e dell'industria è che ha un moltiplicatore di attività e attiva una serie di altri settori sicuramente in maniera molto più alta rispetto a quello che fa la logistica e dal punto di vista occupazionale dà una miglior risposta. Quindi noi pensiamo che sia giunto il momento a Trieste di poter parlare in maniera seria, larga e predisporre dei tavoli anche istituzionali rispetto a quale futuro alla manifattura e industria a Trieste. Oggi siamo ampiamente sotto il 10% del PIL prodotto da parte di questo settore. Lavorare su manifattura e industria a Trieste anche per trattenere i giovani sul territorio e quindi evitare il fuggi dalla regione verso altre realtà più attrattive all'estero. Dunque la connessione con il porto per pensare a uno sviluppo industriale e manifatturiero integrato con il settore d'eccellenza di Trieste. Ecco, noi
sulla linea prodotta, diciamo, dalla precedente gestione noi ci ritroviamo. Io penso ad un porto che non necessariamente punti solo e esclusivamente ad aspetti commerciali. Abbiamo visto oggi che c'è qualche problema rispetto alla movimentazione dei container, eccetera. Forse il futuro del porto non è solo dentro al porto, cioè ci sono altre attività che altri scali internazionali, penso Marsiglia eccetera, stanno mettendo in campo. Abbiamo alcune caratteristiche che ci possono fornire, diciamo, la possibilità di investire anche in nuove tecnologie, anche all'interno naturalmente delle aree portuali e non. C'è tutto il tema delle aree retroportuali che sono estremamente interessanti. Io penso a un'integrazione, insomma, fra la logistica integrata del porto, ma anche naturalmente rispetto alla trasformazione di prodotto, un po' come è successo ad esempio per la BAT. Va benissimo quell'operazione e le operazioni che noi auspichiamo. Estate torrida a Trieste, temperature ancora in aumento. Abbiamo fatto il punto della situazione con l'ARPA Osmer Friuli Venezia Giulia insieme al previsore Giuseppe Visalli. Che estate è, che estate sarà secondo le previsioni? La situazione meteo precisamente anche a Trieste, cosa ci aspetta? Se il caldo ci darà tregua? Vediamo la risposta. La situazione in questo momento, questo caldo ci darà tregua prima o poi? Ma allora, la situazione in questo momento vede ancora l'anticiclone di origine nordafricana presente su tutto il Mediterraneo, quindi comprende anche il nord Italia, e quindi determina l'afflusso di correnti secche e anche calde, progressivamente più calde verso la regione. La situazione per la prossima settimana vedrà un ulteriore aumento delle temperature con valori non eccezionali, ma comunque piuttosto calde per il periodo, con caldo che diverrà ulteriormente più afoso. La giornata di domani, quindi lunedì, vedrà un passaggio di una coda di un fronte che passerà principalmente sull'Europa centrale, quindi si avrà qualche temporale sulla zona montana che potrà sconfinare verso la pianura, però non è previsto un ricambio d'aria, quindi non è previsto un calo termico. Successivamente l'anticiclone si rinforzerà soprattutto appunto da martedì, con temperature che raggiungeranno il picco probabilmente tra mercoledì e giovedì, quando sulla pianura si potrebbero raggiungere i 34-35 gradi, forse anche localmente 36, sulla costa invece si raggiungeranno i 32-33 gradi. Sarà un caldo più afoso con tassi di umidità che aumenteranno, quindi il disagio sarà moderato su pianura e sulla costa. Poi venerdì è previsto invece l'arrivo di un altro fronte, ancora c'è molta incertezza, ma le temperature potrebbero diminuire leggermente nuovamente a causa di qualche temporale, poi però successivamente nel fine settimana le temperature riprenderanno ad aumentare, quindi il caldo non mollerà facilmente la presa. Possiamo fare un punto proprio su Trieste? Ma allora, sostanzialmente per i prossimi giorni, brevemente, domani, cioè lunedì, avremo a Trieste bassa probabilità di piogge, i temporali dovrebbero appunto fermarsi sulla pianura friulana, quindi l'estate sostanzialmente continuerà ininterrotta. Poi appunto nel corso dei giorni successivi il caldo aumenterà anche lì, le temperature massime probabilmente raggiungeranno i 32-33 gradi, ma sarà di notte che le temperature aumenteranno di più, perché le minime probabilmente tra mercoledì e giovedì non scenderanno al di sotto dei 25-27 gradi, quindi la sensazione di disagio da caldo, pur non essendo eccezionale, comunque sarà significativa, soprattutto appunto di notte. Poi probabilmente i temporali di venerdì e sabato potrebbero raggiungere anche Trieste, dando un lieve sollievo appunto dal caldo, ma che sarà temporaneo, perché le temperature, come detto prima, tenderanno di nuovo ad aumentare nel fine settimana successivo. Come combattere quindi il caldo e l'affa? Come ogni anno arrivano i consigli degli esperti per come comportarsi nei mesi, nei giorni più caldi dell'anno. Sentiamo quali sono questi consigli. Emergenza caldo. La temperatura ha raggiunto picchi oltre la norma del periodo e la colonnina di mercurio è destinata a registrare un'ulteriore impennata nei prossimi giorni, quando si potrebbero sfiorare i 35-36 gradi e oltre. A contribuire al disagio anche le giornate in cui si è evidenziato il superamento della soglia di attenzione di ozono atmosferico causato dalle emissioni di gas inquinanti in presenza di forte radiazione solare. L'afa e le alte temperature, si capisce, creano fastidi e purtroppo a volte possono essere pericolose, motivo per cui, come ogni anno nei mesi più caldi, è utile ricordare i consigli degli esperti per evitare problemi. I consigli per ridurre il più possibile le sofferenze per il caldo sono sempre gli stessi.
Evitare di esporsi al caldo e al sole diretto e uscire di casa nelle ore più fresche. Assicurare un adeguato ricambio di aria in casa e agevolare la ventilazione naturale. Mantenere le stanze fresche schermando le finestre esposte al sole. Chiudere le finestre durante il giorno e aprirle nelle ore più fresche della giornata. Evitare alcolici, preferire cibi che contengano molta acqua come frutta e verdura. Proteggere gli occhi con occhiali da sole e adoperare creme solari ad alta protezione, indossare abiti in fibre naturali, lino o cotone e indumenti traspiranti, meglio se di colore chiaro. Evitare l'attività sportiva all'aperto o comunque nelle ore più calde. Regole che valgono per tutti, ancor di più per le persone anziane, quelle con patologie e bambini piccoli. Allora andiamo a vedere, prima di chiudere, nello specifico la situazione del meteo per queste giornate e cosa ci aspetta a livello di temperature e anche di eventuali precipitazioni, seppur minime e non credo a Trieste. Lunedì, cioè domani, l'anticiclone lascerà spazio al passaggio di un veloce fronte che favorirà instabilità atmosferica. Da martedì il rinforzo dell'anticiclone di origine africana porterà tempo stabile e caldo in aumento. Il tempo dunque per domani, lunedì 23 giugno, al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio cielo variabile verso la zona montana, dove saranno probabili rovesci e temporali che successivamente potranno localmente interessare la pianura, specie nel Pordenonese. Sulla zona montana qualche temporale potrà essere anche forte, associato a raffiche di vento. Sulla costa venti di brezza sostenuti, temperature minime fra i 22 e i 25 gradi, le massime fra i 28 e i 30. Il tempo per dopodomani, martedì 24 giugno, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, maggiore nuvolosità pomeridiana sulla Carnia, dove non è del tutto esclusa qualche breve pioggia, venti a regime di brezza, temperature minime fino ai 25 gradi, le massime si alzano fino ai 31. Vediamo anche la tendenza per mercoledì e giovedì. Mercoledì 25 giugno dappertutto cielo sereno poco nuvoloso, vento di brezza, caldo afoso sia su pianura che costa, con le temperature minime in ulteriore rialzo fino ai 26 gradi, le massime oltre i 32. Analogo il tempo per giovedì 26 giugno sulla costa, 32 gradi le massime, 27 ancora in rialzo le minime, più in generale un po' di instabilità sul resto della regione con una prevalenza di nuvolosità in alcune zone, dal pomeriggio cielo variabile sulla zona montana e possibili rovesce temporali in successiva estensione a pianura e forse anche alla costa in serata, venti di brezza e caldo afoso su pianura costa, temperature minime dicevamo sempre in rialzo. È tutto dal notiziario di Tele4 di questa sera, grazie per averci seguito. Il prossimo appuntamento con le notizie già domani mattina dalle 7 con Sveglia Trieste, poi naturalmente i telegiornali delle 13:20 e delle 19:30. Buona serata.